Io penso una cosa, dico sempre le stesse cose, poi voi mi fate sempre le stesse domande e dico che i cittadini chiedono di essere liberi nel scegliere la propria classe dirigente, punto. E la cosa tipica in questo paese è che sindaci e governatori non possono ricandidarsi dopo 2 mandati e invece tutti gli altri possono starci a vita. Non nasconde una certa stanchezza sulle questioni più prettamente politiche e partitiche Luca Zaia, ormai tirato in ballo quotidianamente da colonnelli e compagni di partito. Se nei giorni scorsi Matteo Salvini lo aveva lanciato per l'Europa senza aggiungere altri dettagli, di prima mattina con un'intervista all'ANSA il segretario leghista del Veneto Alberto Stefani lo ha di fatto blindato per le regionali 2025, o meglio ha blindato la lista Zaia, creatura che nel 2020 da sola valeva quasi 1 milione di preferenze. Stefani ipotizza quindi una lista Lega, una lista Zaia e una o più liste civiche di amministratori locali, scenario che convince da Palazzo Ferrofini anche Alberto Villanova, che sembra mandare un nuovo messaggio ai meloniani. Noi un presidente ce l'abbiamo già, si chiama Luca Zaia, abbiamo la squadra, abbiamo le liste che compongono la nostra maggioranza e che ci saranno anche nelle prossime elezioni. Quindi siamo tranquilli e sicuri che insomma con la guida del presidente Zaia riusciremo a fare grandi risultati anche il prossimo giro. Quanto al diretto interessato, lancia la palla in avanti. Penso che manca ancora quasi 1 anno e mezzo e se passo 1 anno e mezzo a discutere di se ci sarà la lista Zaia, non ci sarà la lista Zaia, ci sarà Zaia, non ci sarà Zaia, forse sarebbe più utile che voi andaste a chiedere ai cittadini che sono qua e vedrete che tutti chiedono la solita roba, vogliamo poter votare. Sullo sfondo la strada tracciata da Salvini che lo vedrebbe bene in Europa. Di chi? Salvini? No, guardate, io sono concentrato sulla regione, non ho altro da aggiungere e vi prego anche di non continuare questa storia perché avete visto abbiamo 23 bacini già in opera, ne vogliamo mettere a terra altri, noi stiamo lavorando su altri fronti.